piante officinali. Beh, siamo sempre intro su stand o corte Raranzolo e non è solo Maurizio che lavora a pelle, ma pure Giovanna che lavora da essenza della natura, insomma. E come non sa andare di site tipo di essenza, dei non beson queste essenza e caleste zuzu che ne ha che te. E quindi Minnanne sarà sulle stinchino Giovanna Minnanne. E io devo tornare a cose antiche. Ecco, conosciamo la pianta della chessa, disegnare a lentischio, che questa pianta è albacasa. Prima sono ruiasa e poi diventano niedasa, quando sono niedasa, si può tenere... prena di uzzu e quando si può tenere la pulire, e poi molere. Hanno una lavorazione particolare. Vero. E si estrae giusto dai suoi istinti. Giusto che usaiano, ma nel nostro pianeta, lo usaiano come alimentazione, quando si basta pagare nel suo di olia, perlomeno so povero non binaiana o altri tipi di uzzu. E quindi lo usaiano come alimentazione e sa lampanasa, grossa illuminazione. Dunque, talmente costa taluachere e chi non bacca più sente disposta a dire questa bacasa è una cosa che sta nata abbandonata. Io voglio provare a lo pulire, l'ho provato e sono riuscita a ottenere sull'intestino. E quindi ha provato la lavorazione? Ha provato la lavorazione e l'ha pestato. Il metavono ha un sapore resinoso, un sapore un po' più particolare, insomma. De carcioffa, un opaco pizzicantino, ti lascia una ucca più bella. Perfetta, che saucavona, insomma. Saucavona. E poi questa pianta, questa chessa, e questa corteccia, questa è una gomma, che si chiama mastice. Mastice, in una isola di Sagreccia e quindi rinara una mastice di Chios che lo usano come medicinale che te bene tipo pastigliera che tu cingomma che bene sauca come la sauca e la conoscono tutto in tutto il mondo e bene estratta da pianta di sacchessa quindi per anni che ha una proprietà del suo genere disinfettante, antinfiammatoria, antivirale, antidolorifica, antimicotica, ha tutte le proprietà, fruite giacente, o qualche gruppo non si riuniti, e torrata a lavorare questo ozio che è meraviglioso medicinale. Ma questo non avessi chiesto che questo è de mestieri? No. Sì. Si narra Nico De Murta su queste dombarelli. Queste dombarelli praticamente anche questo mestiere. Cioè anche te produce tutto delle stinchi, no? Bene, bravo. Cioè, poi quindi questa cosa che mi hai spiegato tu, e se Nico me l'ha spiegata uguale, precisa, insomma, che tutte queste proprietà. E se che sai mena sua Battestina, se non la sai mena, e anche ne proprio così, se prima ha baiato ombrellone e ha chiata, insomma, gestore della spiaggia, e poi dopo a un certo punto ha cambiato, quindi sta in Olbia. Bene, quindi questa zona penso che bisogna stare abbastanza. E in quella chiesa è spreno di chiesa. Però mi ha che piacere. E se Nico anche te questo tipo di lavoro. Io ho inteso che sulle stinchino lo sono esportando in Belgio, in Austria e in Germania sul ristorante. Lo sono proponendo e vengono apprezzato e sì, che è andata proprio può dare in che volamo sa che no. Anzi, quando lo so che da sazzare qualcuno narra
volo, che non parlo non mi ha convinto, però la salsa non è. Magari è restato, rammento, galo storico che lo stesso le stinchino, io adesso spovero, è giusto di Ulia. Adesso spovero, le stinchino, però come è diventato lo stesso ricco? E sono ricco scomo Questo che non si ne fatta, che non se ne ha, e sul pacco che veste, costata. Ma lì se te vuoi questa lo ponere. Ma infatti il costo... Sa bruschetta, arrosto, mischiato con un pacchetto di Ulia. Sa bruschetta, 2 orgottini se non prato di salato, sa minestra, non pische, buono, è veramente buono. Poi altri no che in caso diversa lavorazione. Con saponese, sempre di saservasa, calendula, iperico, lavanda, eritriso, io ho questo sozzo, io poi ho questo saponese, ho questo idrolato, che sono abbastanza estratasi corrente a vapore, che sono l'imbico, questi qua, che sono l'imbico mio, estraggo la sabba fumata, estrae le sabba, io estraggo con le proprietà, in un pacco di olio essenziale, che lo lascio su idrolato, snarato idrolato, e lo preserva un po' a lungo tempo, non molto a lungo, ma... E questo Giappone come te lo produca? Il Giappone, prima di tutto... Lo ho detto che ha prima, come te il Giappone di prima? Io la ca freddo. La temperatura del Giappone non la calziare più di tanto. 40-45. Zozzo, più di questa temperatura non me la calziare. La soda deve essere sumatesi a questa misura, a questa gradazione. E niente, poi uso zozzo, olio littoso, che mi possa macerare che serva. Per esempio, questo zuruglio, se è siperico, si vuole del Sant'Ioanno. E per se tu l'olio di goia? Sì, che io ho una sostanza che si nara pepericina e poi a contatto con questo sole là che diventa l'olio. Come se le criso è stesa scratina. Scratina. Questo è un uzzo, dopo a tutti i gomi, un uzzo metacurativo, anticotico, antinfiammatorio, antivirale, ha una proprietà bellissima questa pianta. E noi la dobbiamo stornare. Grazie a te Giovanni che ti è venuta questa bella idea. A forza di stare in Crastazzo ti sei innamorata di... Crastazzina. Preparati lì. Sei diventata Crastazzina. Mia si collega si meridiana, no? Me ne raiano mai te fa che ne. A te l'hai che si lo sei giocare. Avrei giudizio diretta magari di un'erba. Io me la fotografare. E poi la curiosità che rischia di calare e te proprietà da iata. Il numero botanico e io ho imparato a conoscere la selva. La conosco tutto, pure il numero botanico. Come conosco solo un certo gruppo di erba si tratta. Ma su questo imparato non si dimentica, resta sempre... Si ha un pacco di ripasso da me la sammetto. L'arvido la conosco, però solamente non viene su vabbè, magari ti aumenta la proprietà. Sì, esiste un'erba buona o esiste un'erba mala, abbiamo pure l'erba stussica, che bisogna saperla conoscere, come te sono buona o sono mala questa erba. Va bene Giovanni, tanto buon lavoro, visto che come andate in pensione, quindi già in pensione, quindi come te ne potete occupare a tempo spreno. Sì, e come speriamo, te lo potete seguire a fare. Questa che lo potete anche lo hago. Sì, bella volontà si anche te Giovanni. La volontà ti va bene a salute. Non basta solo la volontà. Mustiani di che sa passione. È la passione pure. Questa passione impara mi piace di imparare. Se non ha passione non si, vabbè, ma uno se non ha passione non manco si pone, te dai. A me vedere. Ciao, adios. Ciao.